Allora siamo arrivati all'ultimo intervento, più che un intervento è un breve filmato. Vorrei invitare l'autore di questa meridiana, che oggi tra l'altro partecipa, è una delle 4 meridiane che partecipano al concorso delle meridiane Aiello 2009, ed è appunto l'oggetto cavo, la meridiana solare a Scafen in mosaico, realizzata da Orlando Zorzenò, che vorrei presentarvelo, ma chi ha partecipato nel passato, vedo dai voti che comunque vengono con frequenza, lo conosce sicuramente. Lui ha realizzato qui ad Aiello diverse meridiane, naturalmente è un collaboratore di, come posso definire, di prim'ordine, fa anche da guida quando vengono le scolaresche e i turisti a vedere le nostre meridiane, ed oltre ad aver realizzato appunto, vieni qua che così ti vedono, no? Oltre ad aver realizzato la meridiana di quest'anno, l'anno scorso ha fatto un'altra meridiana molto particolare con dei tubicini in rame, tutti i numeri e poi le linee orarie in cotto, no? Ha lavorato anche su un'altra meridiana, un altro monumento tutto in ferro nella casa De Giusti, e poi altre meridiane sparse nel paese, tra cui 2 qui nel cortile delle meridiane. Ha anche in pratica fatto una meridiana, ripreso una meridiana del II secolo d.C., che è l'unica all'esterno ad Aquileia sulla via sacra, no? E l'abbiamo qui riprodotto tramite appunto il nostro bravissimo Orlando Zorzenò. Allora vi facciamo vedere questo bel filmato di questa costruzione della meridiana Scafen in mosaico. Aiello del Friuli, un piccolo comune della provincia di Udine, sarà sempre più spesso riconosciuto come il paese delle meridiane. In questa veduta dall'alto, nella parte centrale del paese, si intravede, a distanza, l'ingresso del Museo di Civiltà Contadina. In questa sede vengono custoditi oggetti e attrezzi agricoli del passato, ed il cortile, al suo interno, mette in bella mostra ben 16 orologi solari di diverso tipo, realizzati dagli umonisti di questa regione. L'ultima realizzazione ivi inserita è un orologio ad ore antiche chiamato Scafen, del quale verranno ripercorse le fasi costruttive. Si parte da un disegno che evidenzia i punti da ricordare nello Scafen. Per tracciare i punti in questione sull'orologio è stata preparata una sagoma di cartone dalle misure conformi al progetto e divisa in 2 parti. La prima delle 2 verrà utilizzata in posizione normale per la realizzazione di una coppia in gesso che servirà esclusivamente da modello. Si riportano tutti i punti necessari per tracciare le linee dell'orologio. Per prima viene riportata la linea del mezzogiorno. Con un compasso si traccia la linea degli equinozi. Qui
quindi la linea del solstizio d'estate. E infine quella del solstizio d'inverno. Concettualmente gli orologi ad ore antiche scandiscono sempre la suddivisione della giornata in 12 ore. Queste vengono misurate dall'alba al tramonto ed ovviamente risultano essere più lunghe d'estate e più corte d'inverno. Le tre linee, solstizi ed equinozi, vengono così divise in 12 segmenti, sui quali vengono tracciate le linee delle ore. Questi tre triangoli di gradazione diversa dimostrano come nell'antichità i vari periodi dell'anno venissero suddivisi in ore di durata diversa. Il modello finito servirà da esempio per creare l'opera definitiva. Ora sarà utilizzata la seconda sagoma. Questa semisfera di cemento rivestita di carta fungerà da stampo per la costruzione dello scafen e rispetto al modello in gesso le varie operazioni verranno eseguite al rovescio. Con l'ausilio della forma in cartone vengono tracciati la linea del mezzogiorno e i punti di riferimento di solstizi ed equinozi. Seguendo i riferimenti viene tracciata la linea equinoziale. Ora quella del solstizio d'inverno. Infine quella del solstizio d'estate. In questa fase le tre linee vengono suddivise in 12 segmenti. Segue il tracciato delle linee orarie. Anche in questo caso si può riscontrare la diversa durata delle ore nei vari periodi dell'anno. La parte interna dell'orologio verrà decorata in mosaico. Con mattonelle di grès molto duro vengono pazientemente preparate le tesserine. La semisfera sulla quale verrà incollato il mosaico è stata rivestita con della carta, in modo che ad opera finita questa potrà essere facilmente separata dalla meridiana. La colla è stata preparata con acqua e farina di frumento. Questa miscela ha una buona tenuta. Quando il lavoro sarà terminato basterà bagnare la carta per rimuoverla con facilità. Il rivestimento in mosaico del quadrante orario è ormai completato. Quest'altra parte invece sarà decorata con la celebre immagine del gallo e della tartaruga.
il cui originale si può ammirare nel pavimento in mosaico della Basilica di Aquileia. Per la realizzazione del mosaico sono state incollate ben 3.817 tessere. Viene preparata un'armatura. Tramite una fascia in vetroresina si costruisce un bordo di contenimento per il calcestruzzo che darà corpo alla meridiana. Le fughe del mosaico vengono ora riempite con VIH di cemento. Viene poi sistemata una gabbia di ferro per dare all'opera più resistenza. Il tutto viene coperto e modellato con bitume di cemento. Ora che questo è indurito, si procede alla rimozione dell'armatura. Si riempie di cemento anche questo tubo in materiale plastico per dare forma al piedistallo. Lo stampo viene tolto e si prosegue con la bocciardatura del calice. A questo punto lo scafen viene separato dalla semisfera che gli ha dato forma. Il mosaico viene liberato dalla carta che lo teneva incollato e si prosegue con il riempimento delle fughe del lato faccialista. Quindi viene rimosso il cemento superfluo. Con una mola viene levigato il bordo del calice. Anche la colonna viene portata a termine. Ora il pesante orologio viene portato alla sua destinazione. Qui, nel cortile del Museo di Civiltà Contadina, la nuova meridiana viene sistemata accanto alle altre 15. Viene orientata sulla linea del mezzogiorno e fissata definitivamente al basamento. Con la posa di 4 piastre l'opera è finita.
uno sguardo al frutto di questo lungo lavoro che continuerà a segnare le ore, come già fece nel passato. Bravo, anche bravissimo Orlando Cotteron. Pensate quanto lavoro c'è. Avrete modo di vedere questo orologio qui nel cortile ed eventualmente di partecipare oggi pomeriggio alla inaugurazione delle 4 meridiane. Avete visto? Fare un mosaico non è facile, richiede molto impegno, professionalità e tanti, credetemi, sacrifici, perché Orlando ha anche preparato, come avete visto, tutte le 3817 tesserine, le ha preparate lui da vecchie piastrelle che aveva proprio a casa, insomma. Quindi Orlando, grazie per aver donato naturalmente ad Aiello questo bel monumento gnomonico. Allora abbiamo concluso questo bell'incontro. Il Circolo La Marca ringrazia i partecipanti, naturalmente i relatori che hanno aderito al nostro invito, e grazie di essere stati così numerosi anche voi ad ascoltare questi argomenti di gnomonica. Speriamo che nel pomeriggio il tempo sia meno inclemente e stia più con il sole che con le nuvole. Grazie e buon proseguimento di giornata.